Buongiorno, benvenuti e bentrovati all'Almanacco. Oggi è venerdì 27 marzo 2026. Il sole sorge alle 5.58 e tramonta alle 18.23. La luna si leva alle 12.44 e cala alle 3.49. Oggi si celebra Santa Augusta. È la forma femminile del nome latino Augustus, che significa letteralmente maestoso, venerabile. Ogni anno il 27 marzo si celebra la Giornata Mondiale del Teatro. L'idea venne proposta nel 1961 da un drammaturgo finlandese. La scelta di questa data coincide con l'apertura del Teatro delle Nazioni a Parigi nel 1962. È un'occasione per celebrare il valore culturale e sociale dell'arte drammatica in tutto il mondo. Mariah Carey, la leggendaria cantante, festeggia oggi il suo 57° compleanno. Con oltre 200 milioni di album venduti, Mariah è l'artista solista con il maggior numero di singoli al primo posto nella classifica americana. La sua All I Want for Christmas Is You la conferma ogni anno come la regina del Natale. Quentin Tarantino, il celebre regista dal linguaggio cinematografico inconfondibile, celebra oggi 63 anni. La sua carriera esplose con Pulp Fiction, Oscar per la sceneggiatura, e ha continuato a sfornare capolavori come Kill Bill, Django Unchained e il recente C'era una volta a Hollywood, vincitore di 2 premi Oscar. Cesare Cremonini festeggia 46 anni. Dai tempi dei Luna Pop e della hit 50 Special, Cremonini ha costruito una carriera da solista di altissimo livello, diventando uno dei cantautori più raffinati del panorama italiano, con brani come La nuova stella di Broadway e Poetica. Il 27 marzo 1975 segnò l'arrivo sul grande schermo di un personaggio destinato ad entrare nella storia: Ugo Fantozzi. Creato dalla mente geniale di Paolo Villaggio, il ragioniere più sfortunato d'Italia è diventato lo specchio ironico e tragico delle frustrazioni dell'impiegato medio, entrando prepotentemente nel linguaggio comune. Buongiorno ai 12, oggi è proprio un giovedì in cui la luna potentissima in Cancro abbraccia proprio il magnifico Giove. Cosa accade quindi nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete, per voi Giove e la luna sono di quadratura, per cui oggi vi si chiede un po' di sforzo e di fatica, magari con spese non previste, magari con un piano nuovo di assestamento al lavoro. Dovrebbe esserci intorno a voi chi vi consiglia bene con qualche idea decisamente molto accomodante. Avrete il potere di dilatare il tempo. Toro, per voi oggi è una giornata bellissima. Luna e Giove si abbracciano davanti a voi nella vostra terza casa, quella delle relazioni, quella del successo di pubblico, e con Giove e la Luna così radiosi nello zodiaco non avrete decisamente problemi. Migliora moltissimo la maniera che avete di vedervi, e i trigoni peraltro che stabiliscono i pianeti sono molto positivi per investire denaro. Gemelli, per voi oggi la luna porta una bella notizia che riguarda il lavoro. C'è un cambiamento o comunque un passaggio di stato, quindi si ritarano un po' le configurazioni e anche le retribuzioni. Cancro, dolcissimi e romantici voi più di tutti tra oggi. Dovrete cercare di gestire bene tutta questa grazia planetaria. Oggi è una giornata stupenda per le emozioni e per l'amore. Il lavoro potrebbe trattenervi un po', ma si sa, voi sognate anche al lavoro. Leone, giornata oggi splendida, un'intuizione positiva, un qualcosa che chiarisce un po' tutto. Anche al lavoro ci sono delle novità molto piacevoli e aumenteranno le vostre responsabilità e la vostra considerazione. Vergine, per voi oggi è una giornata in cui Marte e Mercurio sono molto più calmi, Giove e la Luna la placano moltissimo e decisamente l'umore risale, ma c'è anche una bella notizia che arriva coralmente e da tutto il vostro mondo lavorativo e anche amicale. Se lavorate in squadra o lavorate in team, oggi potrebbe essere una splendida giornata. Bilancia, per voi oggi è una giornata un
po' strana, proprio perché volevate decidere di fare un qualcosa di piacevole e sorprendente che forse dovrà essere rimandato. Anche in amore a volte fate un po' i capricci, però il partner saprà recuperare bene il vostro umore. Scorpione, questa congiunzione di Giove e Luna arriva a voi come un trigono benefico e salvifico. Arriva una grande e bella soluzione, una buona notizia e soprattutto tante belle sorprese nei sentimenti. Sagittario, per voi oggi Saturno, Sole e Nettuno in trigono perfetto vi aiutano a muovervi in maniera molto sicura, molto attenta, molto precisa. Vivrete un momento in cui tutte le vostre aspettative saranno concretizzate. Capricorno, per voi oggi è una giornata da Luna in opposizione con Giove. Oggi passerete del tempo a calcolare dei rischi, visto che siete sempre tanto ambiziosi, vi metterete nelle condizioni di capire come è meglio agire per concludere bene un affare a cui tenete tanto. Acquario, per voi oggi i pianeti parlano di romanticità, proprio voi Acquario che in genere rifugite dalle svenevolezze sentimentali, ecco che invece oggi siete molto più disposti ad assecondare i vostri sentimenti. Pesci, giornata fantastica oggi per voi che recupera un po' il caos di questi ultimi giorni, proprio perché la congiunzione Luna-Giove è in uno stupendo trigono che vi rende ancora una volta grandi. In inglese si dice "Don't cast your pearls before swine", che corrisponde al nostro "non dare perle ai porci". Questa espressione ha origini bibliche dal Vangelo di Matteo e indica il rischio di offrire cose preziose, consigli o idee a chi non è in grado di apprezzarli o comprenderli, sprecando così inutilmente le proprie risorse. Il 27 marzo 1995 il mondo della moda fu scosso dall'omicidio di Maurizio Gucci, erede della celebre Maison, avvenuto a Milano. Un evento tragico che ha ispirato libri e il film House of Gucci, raccontando gli intrighi e le ombre dietro una delle famiglie più influenti dello stile mondiale. Maria Schneider è l'ombra di Ultimo Tango a Parigi. La giovane attrice sperava che il film di Bertolucci le avrebbe dato la fama, invece subì il trauma di una celebre scena girata senza il suo pieno consenso informato. Quell'esperienza segnò profondamente la sua vita, portandola a lottare per anni contro l'instabilità psicologica e il peso di un'etichetta che non riusciva a scrollarsi di dosso, nonostante il suo immenso talento. E ci salutiamo anche oggi con la nostra amatissima frase del giorno. Il mondo così come l'abbiamo creato è un risultato del nostro pensiero. Non possiamo cambiarlo se non cambiamo il nostro modo di pensare. In questa giornata proviamo a fare questo piccolo gioco suggerito dal grande Einstein. Proviamo a guardare le cose che ci circondano da un altro punto di vista completamente nuovo. Io vi auguro una buona giornata, buon fine settimana, grazie per essere stati con noi anche oggi. A domani dalla vostra Jaire.